Ciao a tutti, ecco a voi il fatto. Ciò che a me è stato tolto, ad altri è stato concesso su autorità. E come diceva Melchiorre, se su quello che in terra si la ian serrau a muro. Se il cielo fosse per terra, se l'avrebbero chiuso a muro. Ecco, qui hanno fatto uno scavo molto celere davanti all'ingresso di casa mia. E come vi ho detto, a me hanno tolto il contatore e nonostante ci sia una denuncia ai carabinieri ancora non ha avuto risposta. Bene signori, questa è la legge italiana non uguale per tutti, perché ci sono figli e figliastri. Guardate, molto velocemente sono venuti degli operai, naturalmente non hanno colpa gli operai perché sono subordinati e devono fare ciò che il padrone ordina. Ora, io per adesso non voglio dire né che l'impresa, né che erano gli operai, né che... A me interessa sapere se tutto questo, questa opera è con regolare concessione e da chi è stato concesso questo. Badate bene, ecco. Naturalmente la gabinetta è stata fatta attaccata al mio cancello, alla mia recensione, che hanno lasciato uno spazio. Qui praticamente non ci passa nulla. Io cosa dovrei fare se dovrei passare per intervenire ad aggiustare la mia rete di recensione? Però a qualcuno è stato concesso di fare quello che vuole. Eccolo qui. Ecco. Questo è... Io non so se sia abuso di potere. Sono sicuro che siamo in mano a uno Stato criminale che fa figli e figliastri, applica le sue leggi a chi vuole. Naturalmente, per disperazione, qualcuno si presta, pur sapendo che alla prima occasione verrà condannato e tenuto sempre sotto pressione costante, al ricatto di fare quello che gli ordinano, perché questo è quello che fa lo Stato invasore italiano. Ecco. A me addirittura hanno scritto che sono apolide, cioè io nella mia nazione, in Sardegna, sono un abusivo. Lui, lo Stato che qui applica le leggi, è lo Stato abusivo e usa la brutale forza della prepotenza per metterci paura e per fare quello che vuole dei sardi e della Sardegna. Guardate bene, eccolo qui, ecco. Eccolo qui.
vi faccio una panoramica, così vedete tutta la situazione che si è creata nel giro di qualche mese a questa parte. Io, da pacifista non violento, non posso fare altro che una denuncia pubblica, sperando che qualcuno la veda e che qualche autorità agisca di conseguenza. Guardate, tutto fatto celere, quando ci sono lavori che aspettano anni per essere portati a termine. Ecco, questo lavoro è stato portato avanti e quasi portato a termine, perché ci sarà a fare l'allaccio. Ora, io non so, ho sentito mormorio Enel, ma Enel non aveva demandato già ad aziende private? Non lo so. Io voglio solo fare questo video in diretta per dire la situazione in mano a chi siamo. Ecco, a me è stato tolto, ad altri è stato concesso. Senza nessun criterio. Bene, guardate, eccolo qui. Insomma, ricordandovi che questi pali li avevo pagati io, personalmente io, per portare la corrente. Che poi mi era stata fatta la voltura da agricola a uso domestico, mi era stata concesso anche la residenza, io non lo so se riuscite a vedere, mi era stata concessa la residenza. È fatto pagare il condono, guardate bene, che io ho pagato il condono, e tutto questo deve saltare fuori. Per quale motivo io, da cittadino sardo, nella mia nazione, in casa mia, io sono un cittadino di serie B? E questo lo faccio presente al prefetto di Cagliari, che è la massima autorità italiana qui nella colonia. Glielo sto facendo presente al prefetto, perché io voglio capire se sono un cittadino con i diritti oppure un cittadino da asfaltare, come qualcuno aveva detto, sotto le ruote di un tir, da non rimanere una goccia di sangue nelle vene. Bene signori, adesso io continuerò la lotta, continuerò a resistere e a dirvi le cose e a fare presente la situazione che io sto subendo, come ho detto nel video precedente di ieri, che da 6 anni io sto subendo questo abuso di potere. Mi è stato tolto un diritto essenziale che ho sempre pagato, e io oggi
mi ritrovo senza diritti. Faccio presente comunque che la corrente io da solo ho provveduto a averla. Tutto regolare, acquistando tutto regolare. E la corrente in casa è a gratis. Come possono averla tutti i cittadini sardi, senza essere sottomessi a uno Stato criminale italiano che vuole sottomettere i sardi e la Sardegna per essere usata per servitù militari e batteria di accumulo per energia agli altri, allo Stato italiano. Che sia chiaro. Bene signori, adesso vi faccio vedere un po' la mia faccia. Non gira. Vabbè. Comunque ragazzi, dai, spero di essere stato esaustivo. Dai, ciao, non mi concede di girare, a meno che, visto che si credono furbi e non mi fanno girare, io giro il telefonino e mi faccio vedere così. Ciao a tutti, ciao a tutti. Resistenza, ribellia, indipendenza. Ciao.